Buongiorno, diamo inizio ai lavori di questa sessione del pomeriggio in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti Umani 2012. È una sessione intensa, quindi do subito la parola al magnifico Rettore, Professor Zaccaria, per l'indirizzo di saluto. Grazie, magnifico. Grazie, signor Presidente della Commissione internazionale per l'abolizione della pena di morte, Presidente Dreyfus, Presidente Amato, autorità, rappresentanti delle organizzazioni non governative, colleghi, studenti, signore e signori. La tavola rotonda di questo pomeriggio, onorata dalla presenza del Presidente Amato, che ringraziamo per la sua partecipazione, costituisce un'occasione straordinaria di riflessione e di approfondimento su un tema di decisiva rilevanza per il mondo d'oggi. Non sembri quello sulla pena capitale, sulla sua abolizione, un dibattito datato e inattuale, perché se è vero che gli ordinamenti penali dei Paesi europei hanno definitivamente archiviato la crudele realtà della pena di morte, è altrettanto vero che la prospettiva globale che tutti oggi noi siamo obbligati in qualche misura ad adottare ci presenta un'immagine ben diversa. Infatti tutti sappiamo che la pena di morte e i trattamenti inumani che vi sono inevitabilmente connessi è ancora dura realtà in molti stati del mondo. I grandi paesi mantenitori non dimostrano intenzioni di riforma ed anzi negli ultimi mesi alcuni paesi che per vari anni avevano seguito una politica e una pratica di moratoria di fatto delle esecuzioni capitali sono venuti a interrompere tale prassi. Infatti nuove esecuzioni numerose si sono nel corso di quest'anno registrate in Gambia, in Iraq, nel Sud Sudan, in Pakistan, e in quest'ultimo paese oltre 8.000 persone sono detenute, condannate alla pena capitale, come di recente ha avuto modo di ricordare l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. La bozza di risoluzione sulla moratoria della pena di morte è stata adottata, come si diceva questa mattina, dalla terza commissione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la confortante maggioranza di 110 Stati. Tuttavia non va neppure sottovalutata la circostanza che questo voto è intervenuto dopo che erano state per ben 5 volte respinti tentativi di emendare il testo e come sempre gli emendamenti rigettati erano tesi ad enfatizzare la presunta libertà assoluta degli Stati nel legiferare al proprio interno in materia penale senza interferenze dall'esterno e quindi di conseguenza a minimizzare la peculiarità della pena di morte che invece, come ben sappiamo, non è affatto una pena come tutte le altre. Pertanto questo tema della pena di morte una volta di più è la cartina al tornasole per vagliare i progressi che gli Stati compiono nel rispetto effettivo dei diritti umani e in particolare di quel diritto essenziale che è il diritto alla vita. Il diritto internazionale dei diritti umani al riguardo è assolutamente chiaro, afferma chiaramente che gli Stati hanno l'obiettivo di abolire la pena di morte, ma la circostanza che norme internazionali regolino la materia allo scopo di prevenire condanne arbitrarie non può essere invocato come un motivo per venir meno all'impegno di abolire questa sanzione, la pena di morte, perché essa è incompatibile con appunto divieto assoluto per uno Stato di praticare tortura o trattamenti inumani, ribadito nel 2010 dalla Corte europea dei diritti umani. Per gli Stati che hanno abolito la pena di morte non si possono cioè ammettere passi indietro. Questi sono principi elementari di civiltà fondati su valori
etici, religiosi, umanitari, largamente condivisi e recepiti dal diritto internazionale vigente e di conseguenza non possono affatto essere vanificati da un generico richiamo alla sovranità dello Stato. Quindi questa lotta di cui la Commissione qui presente oggi si fa interprete è di grande importanza, non solo perché consente di salvare la vita a migliaia e migliaia di persone già condannate, ma perché presenta un altissimo valore simbolico e politico. E in questa lotta sappiamo bene che un ruolo di primo piano è giocato dalle organizzazioni di società civile, perché molti paesi che sostengono la moratoria, compreso il nostro, compresa l'Unione Europea, condizionano l'attivazione di accordi internazionali all'abolizione della pena di morte negli Stati terzi e alla promozione di politiche attive tese appunto ad abolire la pena di morte nell'ambito della riforma di sistemi penali degli Stati in fase di transizione. Se a questi risultati si è finora arrivati, sia pure insufficienti, sempre insufficienti, una parte significativa del merito di questo sta nel lavoro di advocacy della società civile e delle organizzazioni non governative, la loro capacità di mobilitazione di associazioni di ispirazione religiosa o laica che hanno individuato in questa battaglia un punto cruciale su cui far convergere una serie di diverse energie. E permettetemi, perché credo che come Università di Padova abbiamo titolo per farlo, l'abbiamo detto questa mattina quando ricordavamo che il Centro dei diritti umani del nostro Ateneo è stata la prima struttura specializzata certamente in Europa e probabilmente nel mondo e che si è in questi 30 anni fortemente sviluppata, c'è spazio ampio in questa mobilitazione per un ruolo del mondo accademico. L'università non rimane alla finestra, ma con gli strumenti di cui dispone, quindi con la ricerca, con la formazione, cerca anch'essa di concorrere a questo obiettivo fondamentale di promozione e tutela della dignità di ogni persona. Mi ha fatto piacere vedere dal programma che tutti questi soggetti, organizzazioni non governative, università e via di seguito, sono presenti all'interno di questa tavola rotonda che sta per avviarsi e quindi è con l'auspicio davvero convinto e sentito che anche questa iniziativa di oggi, in questo 10 dicembre, data simbolo e giornata mondiale dei diritti umani, possa fattivamente contribuire a questa azione globale a cui tutti siamo chiamati. Buon lavoro. Grazie al magnifico Rettore e do la parola all'assessore Claudio Pirone, assessore all'educazione e alle politiche scolastiche del Comune di Padova. Buona serata a tutti, un cordiale saluto a tutti i nostri ospiti, alla Presidente Dreyfus, al Presidente Amato, al magnifico Rettore, a tutti gli ospiti, al Professor Papisca, che in tanti anni ci ha accompagnato e ha accompagnato tutta la città e non solo l'università ad esplorare questi sentieri sui diritti umani. Fa particolarmente piacere vedere l'Aula Magna piena di giovani che sono qui per affrontare un tema molto importante, un tema fondamentale. Ed è un piacere doppio vedere che questo impegno dell'Università di Padova si inserisce anche all'interno di un altro calendario fitto di incontri che si chiama Diritti più umani, che da novembre a dicembre presenta a tutta la città, a partire dai giovani delle scuole superiori o secondarie di secondo grado, tutta una serie di riflessioni sui diritti da riconoscere, da riconfermare, da riconquistare
alle persone che sono in difficoltà o che vivono situazioni di disagio o che subiscono violenze ancora oggi anche nel nostro Paese, e tra i temi sempre dal 2005-2006 la pena di morte, l'abolizione della pena di morte è un tema che ritorna come una costante. Vorrei anche ringraziare l'Università per aver pensato a questa sessione di lavori dove insieme società civile responsabile, come sottolinea Don Ciotti per distinguerla da una società civile indistinta, a volte anche assente o menefreghista. Mi fa piacere molto che l'Università rifletta assieme alle istituzioni internazionali e nazionali con la presenza e con la condivisione della società civile responsabile e organizzata. Ed è proprio questa società civile che ha chiesto, che ha posto un interrogativo anche alla nostra amministrazione nel 2005, da poco insediata, chiedendoci attraverso la comunità di Sant'Egidio, di cui oggi abbiamo il Presidente Marazziti, che saluto molto cordialmente, e con altre associazioni, hanno chiesto anche alla nostra amministrazione di aderire a questo impegno delle città per la vita contro la pena di morte. Ed è un impegno quindi che abbiamo assunto e mi fa piacere poter dire che un'amministrazione assume delle scelte anche perché sollecitata dai centri studi, dalle università, dalle associazioni del terzo settore. Io credo sia questo un segno di attenzione a quello che si muove anche nella nostra società e sia giusto rendere conto di quello che si fa con gli atti amministrativi. Grazie a questo impegno anche i nostri cittadini e molti studenti ci hanno aiutato a raccogliere migliaia di firme che abbiamo portato all'ONU, con i milioni di firme che sono state raccolte in tutto il mondo per chiedere la sospensione della pena di morte, per chiedere che la moratoria nei paesi che applicano ancora la pena di morte diventi realtà e per chiedere il rispetto della vita e della dignità di ogni persona. Ecco, a noi fa piacere sottolineare questo aspetto, non tanto per mettere delle medaglie a qualche amministratore, a qualche amministrazione, quanto per far capire a tutti noi che anche dal basso possono nascere piste di lavoro molto concrete, impegni molto forti e che anche le amministrazioni in qualche occasione possono essere in grado di ascoltare e di condividere un impegno e un lavoro civile. Se ieri è stata la tortura, la schiavitù, una frontiera su cui lavorare per aumentare il grado di civiltà dei nostri popoli, oggi sicuramente la pena di morte è questa frontiera e sono convinto che riusciremo a vincere anche questa sfida. Non ricordo più chi dicesse la civiltà è come una pellicola molto sottile sulla pelle degli uomini, può andare via molto facilmente. E purtroppo anche in questi ultimi decenni abbiamo visto in più occasioni che questa pellicola della civiltà ha rischiato di scomparire. Credo che questo impegno ci aiuti, a partire dalla riflessione, a partire dai nostri piccoli gesti quotidiani, a mantenere ben aderente alla nostra vita e alla nostra persona e anche alla responsabilità degli Stati, delle nazioni, degli organismi internazionali, questa pellicola di civiltà. Buon lavoro a tutti e grazie davvero per questa scelta di essere a Padova oggi. Grazie all'assessore Claudio Piron. Do ora la parola al dottor Diego Vecchiato, direttore della Direzione Relazioni Internazionali e Diritti Umani della Regione del Veneto, che sostituisce l'assessore Coppola che per un impegno imprevisto non ha potuto essere qui con noi oggi pomeriggio. Grazie. Sono particolarmente onorato di portare al magnifico rettore dell'Ateneo Patavino e a tutti gli autorevolissimi partecipanti alla tavola rotonda di oggi il saluto della Giunta regionale del Veneto e in particolare dell'assessore Isi Coppola, assessore anche ai diritti umani della nostra regione, che per un impedimento del penultimo minuto non ha potuto partecipare a questo straordinario evento e mi ha delegato a essere presente e a rappresentarla. È in questa sede, peraltro, motivo di anche particolare orgoglio e soddisfazione per noi ricordare che la Regione del Veneto
ha iscritto da 25 anni il tema della promozione della pace e dei diritti umani, attorno a cui ruota anche l'evento di oggi, nelle linee di azione cui sono ispirate le sue politiche. E in particolare il rispetto del diritto alla vita, che è stato con forza ribadito recentemente, lo scorso mese di aprile, con l'adozione del nuovo Statuto regionale che stabilisce che la Regione opera per garantire e rendere effettivi i diritti inviolabili, i doveri e le libertà fondamentali dell'uomo e si adopera per garantire e valorizzare il diritto alla vita. Questi principi, peraltro, si sono tradotti da tempo in azione, grazie all'approvazione, ancora nel 1988, di una specifica legge in materia di tutela e promozione dei diritti umani, a cui altre ne sono seguite negli anni successivi. Il Veneto è stato quindi la prima regione in Italia a dotarsi di una normativa specifica di tale importanza, seguita poi da molte altre amministrazioni regionali del nostro Paese. Un lungo periodo che ha visto il centro e la regione, ma l'università nel suo insieme, operare fianco a fianco per la crescita di una cultura fondata sul rispetto della inviolabilità della persona. Anche l'occasione odierna è testimonianza di questo percorso congiunto e condiviso. La pena di morte è infatti l'estrema negazione dei diritti umani e soprattutto uccidere in nome della giustizia è un'antitesi, proprio non ha senso. La Regione è pertanto accanto al centro in tutte le iniziative per lo sviluppo di una civiltà rispettosa dei diritti e in particolare per sostenere il diritto alla vita, con il proprio convinto sostegno. L'augurio è di continuare a lavorare insieme per tenere acceso il confronto e il dibattito sulle tematiche dei diritti, nella convinzione che un continuo richiamo alla centralità della persona sia in questo momento storico imprescindibile, in particolare per chi è impegnato nell'attività istituzionale. In questa prospettiva, da questa giornata, certamente giungeranno, ne siamo assolutamente convinti, anche per la Regione del Veneto, indicazioni fondamentali per il proseguimento e lo sviluppo della sua azione per la promozione e affermazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Con questo auspicio auguriamo a tutti i presenti un ottimo buon lavoro. Grazie al dottor Vecchiato. Stamattina vi dicevo che siamo partiti con la scuola di specializzazione nel 1988 e il Ministero ci concesse 5 posti per 5 studenti. Diego Vecchiato era uno di questi 5 persone che ha fatto il primo anno della scuola di si è iscritto al primo anno della scuola di specializzazione in istituzioni e tecniche di tutela dei diritti umani. Grazie Diego. Invito il professor Papisca a raggiungere il tavolo della Presidenza e di prendere le redini di questa tavola rotonda. Tenete il posto del Magnifico. Beh, è un grande onore moderare, si fa per dire, una tavola rotonda così prestigiosa. La mattinata è stata molto densa, come già ricordato. La tavola rotonda vuole essere un ulteriore, molto qualificato contributo all'approfondimento di tematiche che si riconducono specificamente alla pena di morte, alla sua abolizione. A me il compito di introdurre con brevissime considerazioni. Si è fatto riferimento martellante questa mattina, poi ripreso oggi pomeriggio, al diritto alla vita come un super diritto, se è possibile dire così, tra i diritti fondamentali. Noi sappiamo, questi sono gli studenti anche dei nostri corsi di laurea, che il valore supremo cui si rifà il diritto internazionale dei diritti umani, lo ius novum universale come ius positum oggi, il valore supremo è quello della dignità umana. Ma la dignità umana può restare un concetto molto astratto se non si incarna. Dignità umana rinvia immediatamente all'essere umano
alla vita dell'essere umano. Se non c'è la vita, non c'è il titolare, la titolare dei diritti fondamentali. Quindi diciamo che questa celebrazione di quest'anno della giornata internazionale è tutta all'insegna della vita, la vita. E quindi dire vita significa dire anche certamente presente, ma anche futuro, orizzonti aperti. In università si discute molto più di prima sull'effettività di questo nuovo diritto internazionale, che è quello dei diritti umani. È un diritto che certamente è incompatibile con i tradizionali attributi di sovranità degli Stati, anche questo è stato un tema toccato. Il diritto internazionale dei diritti umani sottrae agli Stati lo ius necis ac vitae, diritto di vita o di morte sulle persone. Il diritto internazionale dei diritti umani introduce principi che inducono a riconsiderare la ragion stessa d'essere degli Stati e delle pubbliche istituzioni. E diceva, no, che lo Stato, il moderno Stato, esiste ne cives ad arma veniant. Il diritto internazionale dei diritti umani aggiunge ut cives ac populi vivant. Non soltanto quindi che non ci si faccia giustizia da soli, usando la violenza, ma anche che ci si impegni positivamente per i diritti umani. Quando diciamo vita, diciamo la vita dell'essere umano integrale, che è fatto di anima, di corpo, di spirito e di materia, ragion per cui i diritti umani sono sia civili e politici, sia economici, sociali e culturali, interdipendenti e indivisibili fra di loro. La pena di morte e la guerra sono un binomio assolutamente antinomico rispetto al binomio vita-pace, che è quello, diciamo, proprio del diritto internazionale dei diritti umani. Quindi ricordiamo questi principi che connotano questo nuovo ius positum, che è universale nella sua essenza, per arricchire la piattaforma di motivazioni, di argomenti che portano a militare attivamente per l'abolizione della pena di morte. Abbiamo appreso anche, quindi sto facendo anche un piccolo suttino di questa mattina, che la pena di morte, il divieto, è entrato nel diritto internazionale. Sono 70, mi pare, circa gli Stati che hanno ratificato il secondo protocollo aggiuntivo al patto sui diritti civili e politici. L'abolizione della pena di morte risulta, è stato ricordato anche questo, nel protocollo 13 della Convenzione europea 1950 e figura nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Questo porta ad argomentare che il divieto della pena di morte entrato nel diritto internazionale è un divieto molto forte, cioè non c'è solo il protocollo numero 2 del patto internazionale, che ha ovviamente una portata di carattere universale, ma a rafforzare quel divieto subentra un sistema regionale, il primo della classe dei sistemi regionali in materia di diritti umani, cioè il sistema europeo. Piccole sottolineature accademiche, quindi mi perdonerete per avervi preso questi pochi minuti introduttivi. Ora a me sta, come dicevo all'inizio, l'onore di presentare gli illustri relatori che sono qui a questa tavola rotonda. E incominciamo dal Presidente della Commissione internazionale, Federico Mayor. Federico Mayor, questo lo dico non soltanto come cattedra UNESCO in diritti umani, democrazia e pace, è stato per me il più grande direttore generale dell'UNESCO.
E quindi sono anche emozionato di trovarmi qui al suo fianco. E Giuliano Amato, io voglio ricordare, tutti conosciuti in Italia per i ruoli politico-istituzionali che ha ricoperto in momenti particolarmente difficili, complessi, diciamo così, della vita del nostro Paese. Ma vorrei ricordare una cosa in particolare. Quando lui fu Presidente del Consiglio dei Ministri, nel 1993, l'Italia prese l'iniziativa di elaborare proprio una proposta di statuto per quello che sarebbe stato il Tribunale Speciale Internazionale per la ex Jugoslavia. Io ebbi l'avventura di far parte del comitato al Ministero degli Esteri, lì che preparò le carte qui per l'Italia, e fu una congiunzione astrale in quel periodo molto interessante. Era Presidente della Repubblica l'onorevole Scalfaro e c'era il Ministro degli Esteri per pochi mesi, credo, era Colombo, Ministro Colombo. Chi spingeva poi era la onorevole Bonino, Emma Bonino. È bene ricordare, insomma, anche questo ruolo che ha avuto una donna, e in quell'anno fu possibile all'Italia di fare una gran bella figura sul piano internazionale, perché la proposta italiana insieme con quella francese fu la maggiore proposta. Qui se ne aggiunse una per parte della OSCE ed era la Svezia come presidente di turno della OSCE a presentare una proposta parziale, mentre la proposta italiana, quindi le riconosciamo questo merito e in questa sede, in quel periodo particolare del suo ruolo qui in Italia. Abbiamo la signora Ruth Dreyfus, che è membro della Commissione e che è stata la Presidente della Repubblica della Confederazione Svizzera, la prima donna ad assumere quella carica, quindi io sto accennando a delle particolarità molto significative. Abbiamo il Presidente della Comunità di Sant'Egidio e quindi siamo molto grati qui a Marazziti per essere venuto a Padova. Apprezziamo, in plurale non maiestatis, apprezziamo il lavoro di promozione dei diritti umani e della pace che sta svolgendo la comunità di Sant'Egidio. Molti nostri studenti fanno parte attiva della comunità di Sant'Egidio. Abbiamo qui la Elisabetta Zamparutti, Nessuno Tocchi Caino, è un'associazione, diciamo, molto conosciuta, molto, diciamo, coraggiosa nel mondo della società civile. Il cenno che avevo fatto prima, Emma Bonino, penso che sia gradito particolarmente alla nostra amica. Abbiamo Amnesty International nella persona di Tina Marinari. Vi devo dire che quando nel 1980-82 pensavamo di creare il Centro Diritti Umani nell'Università di Padova, io agivo in stretto contatto con quello che è stato un presidente mitico nazionale di Amnesty International, Cesare Pogliano. Veniva a Padova in quel periodo e insieme con Amnesty abbiamo pensato il Centro Diritti Umani. E abbiamo l'Università illuminata, impegnata nel professore Foffani, Università di Modena, quindi Academics for Abolition. Poi si aprirà il dibattito che verrà inaugurato, ma il dibattito significa che il vostro intervento è attivo, verrà inaugurato dal segretario generale della Commissione internazionale, Assunta Vivò, e dal direttore della Fondazione Cultura di Pace, Manon Elies. Magari dirò due parole poi su questi due cari amici. Ora seguiamo qui l'ordine di intervento, essendo una tavola oltre che sostanzialmente, anche numericamente numerosa, qui bisogna contenersi come primo intervento, insomma, in 7 minuti. E poi ci sarà ovviamente un altro giro di tavola dopo gli interventi del pubblico. Quindi
la parola, insomma, ho l'onore di dare la parola a Federico Maior. O vuole... Possiamo anche... Lui il nostro presidente, lei è membro. Molto bene. Dovevo ricordare, scusate, del professor Amato, che è stato, e qui siamo molto attenti a questi aspetti internazionali ed europei e europeistici, è stato il vicepresidente della Convenzione europea, da cui era scaturito quel bel trattato che istituiva una Costituzione per l'Europa. Ma è entrato in vigore, ora abbiamo il Trattato di Lisbona, come sapete, che attribuisce valore giuridicamente vincolante alla Carta dei diritti fondamentali. Quindi quella vicepresidenza fu un altro ruolo molto attivo e illuminato. E ora a Federico. Many thanks. I like very much the chair because he's a person, as I said this morning, that has a very, very long and outstanding human path on the human rights and the activities to protect life, that it finally, as it has said, without life we cannot exercise any kind of human right. I would like, before starting, very briefly, to emphasize what he has said already, that we are particularly happy, and I'm talking on behalf of the members of the Commission here present, Ruud Dreyfus and Giuliano Amato. We are extremely happy that we are here with representatives of this Human Rights Center of the Padova University and of this chair, UNESCO, because this is what we need. We need also to know reality as in-depth as possible, because only we can transform reality if we have in-depth knowledge of the reality. And the contribution of the Human Rights Center and of this chair are outstanding at this respect. But also I would like to pay tribute to the Comunità de San Egidio. It's wonderful what they have done and they are doing. And Hands Off Cain and Amnesty International is really a pleasure, and academics for abolition. All this is what we must do. As I said this morning, if we are all together, perhaps we can persuade those that still are today retentionist. I also would like to tell you until what point I am happy that in this round table also we have Assunta Vivo, the Secretary General of the Commission, is an outstanding person in the activities of the Commission, and Manuel Manonelles, that is also doing an excellent contribution. Well, what I would like now to tell to you, because we must be now very brief in this, I would like only to have a choice of two aspects, of two arguments, in order to persuade those that are still retentionists to become abolitionists. As a scientist, I said already this morning, but we like now to underscore this. As a scientist, I think that it's extremely important to talk about deterrence. There is no any kind of possible argument in favor of the death penalty, because in this way we will give an example and the criminals will therefore decrease. It's not true. And I would like to mention here what has said Sam Millsap, a former prosecutor from Texas. Texas, you know that this is also another very bad example. In the United States, we have still, even if I have said that there is an advance now from 39, now we are in 34 already, that we have decreased the number of retentionists, but we have still 34 over 51. Well, one of these states is Texas. Well, one former prosecutor of Texas wrote, Sam Millsap,
The central argument in favor of the death penalty is that it deters. It does not deter. If you go state by state in the United States and ask where the homicide rate is highest, the answer is that the homicide rate is highest in those states in the United States where the death penalty is permitted. In the states where the death penalty is not permitted, the homicide rate is actually lower. And the same result can be found in the United Kingdom. The United Kingdom abolished the death penalty in 1969. Recent policy statistics show that the murder rate continues to fall. In London, the murder rate has fallen to its lowest level for more than 4 decades. Well, this is for me, as a scientist, a very important issue. There is no any kind of relation and positive relation between deterrence and criminality. The second argument that I would like to mention very briefly is innocence. Innocence because, is irreversible. And then once you realize that one innocent has been executed, you have nothing to do. You have committed one, at this moment, assassination as well, because you have not only applied a wrong sentence, but also you have executed, and now it appears that this person was innocent. And again, I would like to mention that it is important for people to understand that mistakes are made. I can tell you that the judges and prosecutors and juries and police officers in the United States who are dedicated and who are doing the very best job that they can do every day make mistakes on their very best days. And this is true. Sometimes, it's seldom, but sometimes we realize, now recently, for example, in South Korea, they realized that one person that was executed 10 years ago was innocent. Now, and to end, what we can say about the life imprisonment without parole, this is also is as cruel as execution. Of course, the answer is that we in the Commission, we recognize that there will be a few cases where an individual prisoner must remain in prison for life. However, as a matter of principle, and this is what we must apply here, a matter of principle, all prisoners should receive a periodic review of their sentence as rehabilitation of the individual is one of the goals of a justice system. All the justice systems, finally, what they want, whatever is the kind of penalty that they put, is to provide the possibility for the person that has been sentenced to be rehabilitated. Therefore, this was the two things that I thought that, particularly as a scientist, I would like today to present to you in this roundtable. Thank you. Grazie per questo primo approfondimento. Ora la parola è al professor Amato. Sì, avete sentito da Federico Maier che ha usato alcuni degli argomenti con i quali oggi si può contrastare chi ancora ha la pena di morte. Da Presidente della Commissione, di cui entrambi facciamo parte, ha messo a fuoco argomenti diversi che, badate, ciascuno di voi fa bene a memorizzare, a digerire, perché il mestiere di questa Commissione può essere il mestiere di ciascuno di voi. Se vi convincete, per una
una ragione o per l'altra che lo Stato non può uccidere o che non ha senso che lo Stato uccida. A seconda... L'abolizione della pena di morte sta attraverso gli anni conquistando il mondo e ormai il numero degli stati che la usano e la praticano, gli stati sono oltre 190 in tutto, gli stati che praticano la pena di morte sono ridotti a 20 circa. Ma se voi pensate che in ognuno di essi ci sono delle vite umane che scompaiono attraverso un atto dello Stato, ecco, la domanda che vi ponete, questo ha senso? Non dobbiamo fare tutti qualcosa perché questo non accada. E tutti possiamo fare qualcosa convincendo altri e creando un clima che renda non praticabile più questo che Cesare Beccaria definiva un pubblico assassinio che lo Stato organizza per tenere lontani dall'assassinio i cittadini. Notate, per contrastare la pena di morte vi sono argomenti di principio che molti di noi ritengono inderogabili, ma sappiamo, e la cavalcata del divieto della pena di morte ne è testimonianza, che parti diverse del mondo hanno culture diverse e che quindi l'ingresso di un principio che pure riteniamo universale passa attraverso argomenti, angolature che sono diverse. Io sono tra coloro che pensano che nessuno di noi ha il diritto di disporre della vita degli altri. Lo penso per chi ancora non è nato, lo penso per chi è vicino alla morte, ma possibilmente non perché altri hanno deciso che muoia. Per me questo è un principio fondante e già il professor Papisca vi ha dato l'elemento essenziale di questa fondamentalità della vita. E se ciascuno di noi ha gli stessi diritti e la stessa dignità degli altri, avere la vita è la premessa perché ci siano diritti e dignità. Ma c'è qualcosa che si può esprimere diversamente. Ecco, Beccaria lo aveva espresso in termini molto laici. Lo Stato non può commettere un assassinio per tenere lontani i suoi cittadini dall'assassinio. È un argomento molto forte, può bastare a se stesso. Per altri l'argomento è: Dio ha dato la vita, tu sei una creatura, tu non puoi disporre della vita che Dio ha dato. Questo per chi è religioso è un argomento forte. Oggi chi è di religione musulmana si trova costretto a ritrovarlo questo principio, perché una interpretazione degli uomini dei loro testi sacri ha portato ad ammettere che si possa uccidere in nome di Dio. Io mi ricordo quando incontrai per un lungo incontro l'allora presidente iraniano Khatami, gli dissi prima di sedermi: Presidente, siamo d'accordo che non si può uccidere in nome di Dio? Lui mi rispose sì, e allora io mi sedetti e cominciamo a parlare, ma non tutti la pensano come lui. E lì c'è un mondo che deve essere convinto che il Dio del Corano
non ha previsto che l'uomo uccidesse l'altro uomo e che sono gli uomini che gli hanno fatto dire ciò che non ha detto. Ci vuole molta attenzione nel porgere questi argomenti, perché non dobbiamo far pensare, io in particolare, anche Federico, anche tu, che noi europei vogliamo imporre agli altri i nostri principi. Certo, l'Europa è front runner nella lotta alla pena di morte, una delle cose più belle dell'Europa e uno dei tratti di identità più forti degli europei è che nessuno Stato può entrare nell'Unione Europea se ha la pena di morte. Questo è un punto fondamentale che va al di là, vedete, dei tratti comuni della cosiddetta democrazia occidentale, perché gli Stati Uniti, che sono come noi parte delle democrazie occidentali, hanno in alcuni dei loro Stati membri ancora la pena di morte, che va pian piano sparendo, ma il Texas non è l'unico, ma è certo lo Stato membro degli Stati Uniti che più ci preoccupa da questo punto di vista. E lì la interpretazione dei testi sacri in quegli stati è ancora occhio per occhio, dente per dente, fino al punto che la creatura toglie la vita di un'altra creatura. Lo dico in termini religiosi perché quella è una società in realtà profondamente religiosa. E quindi bisogna entrare nelle diverse culture e trovare gli argomenti più efficaci. Per alcune di queste culture efficaci sono gli argomenti che ora ricordava Federico. La pena di morte è un altro assassinio che non ha nessun valore deterrente nell'impedire altri assassini. Questo anche è un fortissimo argomento, come vedete, in termini religiosi e in termini di principio non ha importanza che il condannato possa essere innocente o colpevole, perché in nessuno dei due casi tu hai il diritto di uccidere. Nessuno tocchi Caino vuol dire questo, perché Caino è colpevole, ma nessuno lo tocchi. Il fatto che lui abbia ucciso non autorizza che lo si uccida. Dove questo non riesce ancora ad essere accettato, però l'argomento guardate che si può uccidere un innocente e quando si commina una pena come la pena di morte non c'è più margine per correggere l'errore. Ecco, io in casa non lo uso questo argomento perché quasi può legittimare l'idea che il colpevole invece possa essere ucciso, ma so che ci sono dei contesti nei quali usatelo questo argomento. Probabilmente negli Stati Uniti oggi è l'argomento più forte, più ancora di quello religioso. Può essere stupefacente, ma è così, l'argomento più forte è quello. E chiudo, quando non potete impedire che la pena di morte ci sia, impedite che la pena di morte venga usata. Questa commissione fa anche questo. E il nostro Presidente con i suoi collaboratori spende una grande parte del suo tempo perché venga accettata la moratoria, perché una pena di morte già comminata non venga eseguita. E a volte ci si riesce. Ed è importante salvare delle vite. Persone che sono condannate a morire perché uno Stato l'ha deciso, che possono essere salvate. Ve lo dico, in questi giorni siamo impegnati su una ragazza, una povera ragazza dello Sri Lanka, che forse era minorenne quando arrivò in Arabia
Saudita nel 2005, o almeno si pensa che lo fosse. Venne presa come babysitter da una famiglia. Questo neonato di 4 mesi le morì mentre lei lo nutriva. Lei, sgomenta per questa cosa, portata negli uffici della polizia, confessò di essere stata lei, poi ritrattò e probabilmente è più che credibile la ritrattazione. È lì che sta aspettando che la pena di morte venga eseguita e ciascuno di noi sta facendo quello che può perché questo non accada. Anche questa è una missione importante e anche questa, se ci credete, prendetela ciascuno come una delle proprie missioni. Ne vale la pena. L'intervento di Ruth Dreyfus. Grazie signori e signore, penso che siamo in una sala, in un'aula che nos invita a fare a gettare un occhio sul passato, sulla storia. E questa storia è una storia di 200 o 300 anni al minimo, no? Che è la storia del movimento passo a passo, anche con passo di dietro, anche con pause, sulla questione di sapere come e quanto si può disporre di una persona, tanto lo Stato come i potenti economici. Si può disporre di una persona umana o no? E questo movimento che si è fatto, poco a poco ha messo fuori di legge tutti differenti metodi di disporre delle persone. Mi sembra che una delle prime cose, però ha durato tanto, è la fine della schiavitù. Un essere umano non è un animale, non è un oggetto, non è qualcosa che si può disporre, vendere, utilizzare, no? Come un strumento. La servitù, la schiavitù, il traffico di esseri umani è fuori di legge. I crimini di guerra, da tanto tempo, quando penso alla Croce Rossa anche, sono stati definiti come crimini che non possono essere accettati per la comunità internazionale. La tortura è fuori di legge. Il genocidio, dopo della guerra seconda, è stato anche messo fuori di legge. I trattamenti, come si dice in italiano, inumani, degradanti e crueli sono fuori di legge della comunità internazionale. E la grande contraddizione è che l'atto più inumano, degradante e cruele, che è uccidere una persona, non lo è ancora a livello internazionale e mondiale. L'umanità cerca ancora metodi di superare la contraddizione entre questa posizione sui trattamenti inumani, degradanti e crueli e la pena di morte. Allora cerca in che casi possiamo ancora uccidere. Non possiamo uccidere bambini, minori, non possiamo uccidere donne incinte, non possiamo uccidere gente di malattia psichiatrica,
non possiamo uccidere per crimini che non sono gravi. Questa è la regola internazionale ora. Però la contraddizione maggiore non ha potuto essere superata, perché il diritto alla vita è il diritto più fondamentale dei diritti umani. E per questo, per superare questa contraddizione, c'è solo un passo da fare, come lo dice questo bollettino: è ora di abolire la pena di morte, e tutti i nostri sforzi vanno in questa direzione. I progressi che sono fatti, i progressi che sono stati fatti in tutti i campi che ho evocato adesso mostrano che la cosa è possibile, che i progressi si fanno, ma che questa lotta realmente è una lotta di tutti per arrivare a questo risultato: mettere la pena di morte fuori di leggi a livello mondiale. Era la volta del Presidente della Comunità Sant'Egidio, Marazziti. Grazie dell'invito in un giorno speciale, in un posto speciale, non solo perché questo luogo è incredibilmente bello, ma perché la scelta da tanti anni qui di avere un luogo di pensiero e di studio legato alla pace, ai diritti umani, è qualcosa che è un patrimonio nazionale. Quindi io vi ringrazio dell'invito e a questo punto non posso che deludervi dopo tutti i complimenti che sono arrivati prima di cominciare. E vorrei darvi una piccola testimonianza, la testimonianza di come ognuno di noi può fare molto, può cambiare dei pezzetti di mondo. E se mentre fa questo trova alleati importanti che mettono a disposizione la loro autorevolezza per una causa buona e giusta come l'abolizione della pena di morte, direi che è il metodo del futuro, perché non si cambia niente senza sinergia. Quindi questa diciamo, è come una premessa a tutto il nostro incontro, perché è anche una delle chiavi del piccolo successo in qualche occasione della comunità di Sant'Egidio. Voi avete 20 anni, 22, 25, c'è chi è più grande come me. Bene, quando noi abbiamo iniziato a lavorare contro la pena di morte, non avevamo scelto altro che di rispondere a una lettera pubblicata su un giornale italiano e spedita da un detenuto nel braccio della morte di Livingston in Texas. Una persona rispose, cominciò a raccontare all'interno le risposte, la corrispondenza con questo ragazzo, un afroamericano, Dominic Green, a 18 anni, una rapina, con altri 3 era stato preso, uno era bianco, non era stato neanche messo in giudizio, 3 neri, 2 hanno rilasciato una falsa confessione per avere uno sconto di pena, quello con minore responsabilità ottiene la pena di morte. Questo ragazzo, pieno di rabbia, piano piano, dentro al braccio della morte fa un percorso incredibile, personale, e diventa uno che capisce il sistema, che capisce anche le contraddizioni del Texas, che capisce il problema della vendetta dello Stato, che capisce il problema del perdono, ma anche il problema della violenza dei ragazzi. Ma lo capisce perché qualcuno risponde alla sua lettera, perché se no è prigioniero della sua rabbia. Tutta la battaglia della comunità di Sant'Egidio contro la pena di morte nel mondo e anche i successi che sono venuti da questo nascono da un rapporto personale. Voi studiate diritto, studiate altre cose, ma al centro c'è sempre e solo un essere umano. Allora, noi abbiamo lanciato da tanti anni uno slogan semplice per questa giornata
mondiale delle città contro la pena di morte, le città per la vita, e Padova è una di queste. Non c'è giustizia senza vita. Ma potrei anche dire, è un tema di riflessione per chi studia diritto, non c'è legge senza vita, perché una delle ragioni sostanziali, credo, dell'esistenza di un corpo giuridico è esattamente ridurre la violenza, difendere il sistema dagli eccessi e alla fine difendere la vita. Cioè una legge che contempla la pena di morte in qualche misura è una contraddizione in termini. Ma sulla scia di quella lettera, che cosa è successo e che cosa e come si può fare oggi? Quello che mi sembra importante qui a Padova sottolineare è come c'è come una idea semplice, che tutti i diritti umani o stanno insieme o non ci stanno. Cioè, quindi, se uno combatte contro la pena di morte, combatte anche perché non ci sia la guerra, e combatte per costruire la pace e una convivenza dove non ci sia disprezzo per l'altro o antisemitismo e così via, cioè è tutto insieme. In questo senso sono contento che proprio ieri, per esempio, sono stati liberati alcuni ostaggi che erano prigionieri, ostaggi senegalesi, prigionieri del movimento di liberazione della Casamanza, una guerra civile che dura da 30 anni. La comunità di Sant'Egidio da ottobre ufficialmente cerca di ricostruire un negoziato per finire questa guerra civile di 30 anni, e ieri per la prima volta, come primo gesto di buona volontà, alcuni ostaggi sono stati rilasciati al confine del Gambia a 2 miei amici, e finalmente è il primo passo che indica una volontà reale di finirla con la guerra. Ma questo si tiene anche col fatto che mentre si fanno le conferenze internazionali dei ministri della giustizia in occasione del 30 novembre, la giornata anniversario della prima abolizione in Occidente della pena di morte da parte di uno Stato, il Granducato di Toscana, si crea un nuovo format di dialogo e anche di lobbying in cui paesi che hanno la pena di morte, paesi che non hanno la pena di morte, insieme si discute e si crea un rapporto di accompagnamento per superare i problemi e le difficoltà legali, giuridiche, il rapporto con l'opinione pubblica. Allora, mentre accade quello in Senegal, vi dico che io sono molto fiducioso del fatto che negli ultimi giorni la Repubblica Centrafricana e lo Zimbabwe si sono abbastanza coinvolti in un percorso, perché io credo che nel prossimo anno almeno uno di questi 2 paesi possa abolire la pena capitale. Sono tutte buone notizie, cioè la pena di morte è un po' più debole nel mondo. Ma che cosa occorre fare e perché occorre farlo? Abbiamo ascoltato alcune ragioni per cui vale la pena di farlo. Io credo che valga davvero la pena di farlo perché la pena di morte è un po' la sintesi, o si porta appresso un po' tutte le contraddizioni e le violenze sui diritti umani, perché il braccio della morte è davvero l'altro luogo. Quando io sono stato per la prima volta dentro il braccio della morte di Livingston, in Texas, quando sono uscito ho sentito l'ingiustizia di essere vivo, perché non è vero che tutto il grigio, tutto il bianco sta fuori e tutto il nero sta dentro. Non è mai vero nella vita, non è mai vero nel mondo, ma è ancora più vero quando vedi tanta umanità, anche umanità che è stata responsabile di violenza, ma tanta umanità sprecata. Tanta umanità che è condannata a morte, e ci sono scrittori che hanno spiegato come la pena capitale è peggio dell'omicidio, perché avviene a freddo, avviene con una scientificità. C'è questo paragone per cui è la differenza tra il campo di sterminio e la prigione,
perché c'è una scientificità programmata per distruggere, che non avviene nell'omicidio normale, neanche nel più cattivo. Allora, il braccio della morte umilia tutta la società a livello di chi uccide. Per questo, in qualche misura, essere contro la pena di morte è perché noi non possiamo essere così. È per aiutare tutta la società a non imbarbarire. Possiamo dire non serve a niente, cosa vera. La curva degli omicidi gravi e dei reati gravi non c'entra mai niente con la curva delle esecuzioni. I diritti umani stanno tutti insieme. In Italia non c'è la pena di morte, ma siamo al record dal dopoguerra di persone in carcere. Siamo a un sovraffollamento 68.000 con 48.000 persone che potrebbero stare in carcere secondo gli spazi. È una vergogna e siamo fuori legge. Ma da 20 anni sostanzialmente tutti i reati principali in Italia sono in calo, i reati più gravi. E non c'è nessun rapporto tra il fatto che scoppiano le carceri e i crimini. Non c'è rapporto tra la sicurezza e quanti stanno in carcere. Allora, queste sono tante delle ragioni che valgono anche per la pena di morte. Ma se dovete lavorare su qualche tema, io vorrei, prima di concludere, dirvi un paio di spunti. Si dice, non serve a niente, ma almeno si dà quello che si deve. Cioè, è la teoria della retribuzione. Questa giustizia è una giustizia che da noi in Occidente è abbastanza rifiutata, però è molto forte nel ragionamento comune. Ma in realtà si dice, continuando questo ragionamento, lo si fa per restituire alla famiglia delle vittime giustizia. Bene, tutto questo è assurdo se pensate che, per fortuna, anche negli Stati Uniti solo 1 su 100 di quelli che vengono giustiziati, scusate la parola, è la prima volta che la dico e in genere dico uccisi, ma era per far capire, e riceve la pena di morte. Altri 99 no. Se fosse vero che occorre la pena di morte per dare giustizia alle famiglie, vorrebbe dire che 99 volte su 100 non si dà giustizia alle famiglie. Allora è un sistema malato, e non possiamo che cercare di superarlo. Allora, che cosa fare per superarlo? Io credo che noi possiamo lavorare sul tema dell'innocenza, come è stato detto, lavorare sul tema delle nuove vittime, perché ogni pena di morte crea nuove vittime, nei parenti, nella famiglia, nei figli, nei bambini, di chi è considerato mostro e distrutto in quanto mostro. Questo la società ogni volta, lo Stato ogni volta che interviene crea nuove vittime, e questo non se lo può permettere uno Stato, non se lo può permettere una società civile. Allora, in questa situazione io credo che noi possiamo fare molto, possiamo lavorare anche in maniera semplice quando si raccoglie una firma. Vi do solo il senso di quella firma che voi avete raccolto a Padova. Nel 1998 l'Europa ha presentato alle Nazioni Unite la risoluzione per una moratoria universale, e l'Europa era divisa e c'era una forte opposizione, e soprattutto l'opposizione diceva: questa è una visione neocolonialista dei diritti umani, è l'Europa che vuole imporre la sua visione al mondo. Bene, noi da quel giorno abbiamo cominciato a raccogliere queste firme in tutte le culture, in tutte le religioni, in 152 paesi. Quei 5 milioni di firme alla vigilia della presentazione della risoluzione nel 2007 all'ONU, all'Assemblea Generale, sono stati un argomento utile, forte, per dire: non è una richiesta neocolonialista, una visione neocolonialista dei diritti umani, ma è una richiesta del mondo. Allora la vostra firma, quel tavolino che avete messo e quella conversazione che qualcuno ha fatto con qualcun altro, non è che non cambia niente, cambia, e cambia molto. Allora io credo che in questo senso
noi possiamo lavorare molto e soprattutto, ci dispiace per lei, la pena di morte non sta in buona salute. Grazie Presidente Marazzini. Mi sia consentito una piccola sottolineatura. Sta andando questa tavola rotonda in maniera egregia, vi accorgete, no? Arricchimento dopo arricchimento, soprattutto di argomentazioni. E mi sia consentita questa sottolineatura. La comunità di Sant'Egidio è una comunità di ispirazione religiosa. Ora faranno i loro interventi le rappresentanti di Nessuno Tocca Caino e Amnesty International, 2 organizzazioni laiche, sul terreno del bonum facere, sul terreno della condivisione di grandi valori universali. Voi vedete la convergenza, la collaborazione. Questo ci consente di dire che c'è effettivamente una laicità genuina, che non significa tabula rasa di valori e di simboli, a condizione che siano compatibili col codice universale dei diritti umani. Ecco, qui abbiamo la testimonianza di questa espressione di laicità positiva. Ora l'onorevole Zamparutti ha la parola per Nessuno Tocchi Caino. Grazie professore, io non nascondo una certa emozione oggi ad intervenire in questa sala, in questa università dove ormai molto tempo fa mi laureai, per poi a distanza di pochi anni avere la fortuna, dopo aver studiato diritto e duramente anche, di incontrare una dimensione creativa del diritto, perché per me questo è stato il Partito Radicale e lo incontrai proprio in quegli anni, inizio anni 90, quando con Emma Bonino si ragionava appunto della necessità di istituire un tribunale penale internazionale per i crimini commessi nell'ex Jugoslavia, e con quella che ancora doveva nascere Nessuno Tocchi Caino si ragionava su come affrontare la battaglia per l'abolizione della pena di morte. E in una riflessione che poi portò nel 93 a costituire questa associazione, che trae il nome da un testo sacro, dalla Bibbia, e lo prese peraltro in un'epoca in cui ancora il passaggio biblico veniva tradotto nessuno uccida Caino. Ma proprio a un lavoro che facemmo insieme ad un profondo conoscitore dell'ebraico antico, lo scrittore Henry De Luca, arrivammo a tradurre diversamente l'uccida con il tocchi, a significare una sfera più ampia dell'intangibilità della vita e della dignità umana, anche nei confronti dello Stato, perché poi di questo noi ci occupavamo, e successivamente anche i testi ufficiali tradussero questo passo non più come nessuno uccida Caino, ma come nessuno tocchi Caino. E in quegli anni appunto ritenemmo che bisognava aggiungere qualche cosa in più a quella forma di lotta, di impegno contro la pena di morte che portava ad organizzare mobilitazioni magari su casi individuali oppure nei confronti di singoli stati, e concepimmo l'idea di chiedere all'organismo maggiormente rappresentativo della comunità internazionale, e cioè l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, un pronunciamento attraverso l'adozione di una risoluzione di una richiesta di, pensammo, moratoria in vista dell'abolizione definitiva. Perché soprattutto allora, nel 93, chiedere l'abolizione tout court a uno Stato, non lo so, come la Cina, poi anche in Cina le cose sono cambiate, ma rimaneva una mera petizione di principio, era una richiesta troppo
possiamo dire fondamentalista, mentre una richiesta di moratoria, cioè di sospensione della pena di morte, poteva consentire un dialogo anche con quei paesi, con quei governi che più duramente facevano ricorso a questa sanzione, e anche era un modo per dare tempo ai singoli stati, ognuno con le sue differenze, per arrivare all'abolizione definitiva della pena di morte. Questo è stato, diciamo, un approccio indubbiamente pragmatico, ma produttivo anche di effetti positivi, se pensiamo che per questa via il Sudafrica, ma poi l'intera Europa dell'Est, è arrivata all'abolizione completa della pena di morte. E abbiamo questa battaglia che vide per la prima volta il governo italiano proporre all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, eravamo ancora nel 1994, la prima risoluzione per la moratoria universale delle esecuzioni capitali, che fu respinta per 8 voti, per pochissimi voti. Ritentammo allora un percorso molto lungo, che ci vide coinvolgere e interessare la Commissione diritti umani delle Nazioni Unite, dove il testo venne adottato per alcuni anni, per poi decidere, nella convinzione che questo avrebbe dato più forza a questa iniziativa, di consegnare nel 1999 il testimone della presentazione di questa risoluzione all'Unione Europea. Che però quando prese l'iniziativa in Assemblea Generale delle Nazioni Unite non ebbe la forza, il coraggio di portarla a termine, perché, diciamo, il meccanismo delle decisioni all'unanimità all'interno dell'Unione Europea furono tali che chi perché riteneva che magari l'abolizione era meglio della moratoria, chi perché riteneva che ancora non ci fossero le condizioni per vincere con certezza questa battaglia, insomma, ritirarono la risoluzione. E lì innescammo una battaglia durissima nei confronti dell'Unione Europea, che si ostinava a non ripresentare, non riproporre questa iniziativa di cui l'umanità e il pianeta intero invece aveva bisogno ed era pronto, maturo a recepirla. E riuscimmo soltanto quando superammo i veti incrociati dell'Unione Europea, perché uscimmo dall'Unione Europea creando una coalizione mondiale di stati di tutti i continenti, perché la questione della pena di morte e la sua abolizione non è assolutamente una peculiarità europea, ma è qualcosa di cui ormai sono protagonisti stati del continente africano, del continente americano, sudamericano, asiatico, e fu questa la chiave che ci portò nel 2007 finalmente a conquistare questo importante risultato, che oggi io credo dia più forza a tutti noi, vuoi sul piano accademico, vuoi sul piano della società civile, che quando decidiamo di chiedere l'abolizione o la sospensione di un'esecuzione non lo facciamo più soltanto sulla base delle convinzioni che può avere Nessuno Tocchi Caino, Amnesty International, la comunità di Sant'Egidio, ma possiamo farlo in nome di quello che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha stabilito e deciso, con una decisione che sicuramente non è giuridicamente vincolante. Una risoluzione dell'ONU, dell'Assemblea Generale, non vincola nessuno, però ha un'indubbia forza politica e morale di cui sempre più i paesi che praticano la pena di morte ne tengono conto, tant'è che magari votano a favore di questo documento anche stati che ancora materialmente non hanno abolito la pena di morte dai loro ordinamenti. E io credo in questo ci sia anche il contributo alla creazione proprio di una norma consuetudinaria di diritto internazionale, se pensiamo che dal punto di vista della prassi continuano
ad aumentare anno dopo anno i paesi che aboliscono la pena di morte, ma si rafforza anche quell'altro elemento dell'opinio iuris, proprio perché questo strumento dà occasione anche a stati che ancora mantengono la pena di morte di esprimere una volontà di superare questa situazione loro interna. Io ci tengo anche a dire come all'indomani di questa risoluzione, rispetto ad un mondo che vede concentrata la pena di morte al 99% in paesi totalitari e illiberali, primi sul triste podio delle esecuzioni, l'anno scorso erano la Cina, l'Iran, l'Arabia Saudita, quest'anno abbiamo l'Iraq, quindi tutti i paesi totalitari e illiberali, anche per sottolineare come in realtà la battaglia per l'abolizione della pena di morte coincida sempre di più con una battaglia per l'affermazione dello Stato di diritto, dei principi di democrazia. Poi dirò qualcosa anche sugli Stati Uniti. E comunque all'indomani di quel voto del 2007 mi colpirono molto le reazioni di due stati che rientrano in questa categoria di stati totalitari e illiberali, da un lato la Cina e dall'altro lato l'Iran. Perché se la Cina rispose che non era ancora in grado di attuare una moratoria delle esecuzioni capitali, ma che avrebbe cercato di trovare delle vie per quantomeno contenere la pena di morte, nel 2006 le stime, perché di dati certi in Cina non ce ne sono, non essendoci trasparenza, parlavano di circa 10.000 esecuzioni all'anno. La reazione dell'Iran fu di segno completamente opposto, cioè di rigetto totale di questo documento, di cui non ritenevano di assecondare non solo la richiesta di moratoria, ma neppure minimamente lo spirito. E oggi noi ci troviamo con la Cina che, in virtù di una serie di riforme interne avviate dal 2007, ha portato a praticamente dimezzare il numero delle esecuzioni, mentre l'Iran dal 2007 ad oggi ha praticamente raddoppiato il numero delle esecuzioni, proprio per cercare di spiegare come, laddove magari ci sono, seppur in maniera sempre difficile, lenta, dura e complessa, delle aperture, penso appunto alla Cina, anche il processo abolizionista in un certo senso avanza, cioè vede qualcosa che si muove, mentre laddove la durezza del totalitarismo si rafforza ulteriormente, come in Iran, lo specchio è appunto dato da questo aumento del numero delle esecuzioni. Gli Stati Uniti, che sono un po' una contraddizione nel senso, rispetto a quello che dicevo, nel senso la maggior democrazia, che però ancora pratica la pena di morte, va detto però che ogni anno aumentano. Gli Stati Uniti sono in realtà un paese complesso, dove è una federazione, ci sono degli stati che mantengono e praticano la pena di morte, ma ci sono anche molti stati della federazione che sono abolizionisti. Questo numero aumenta anno dopo anno e in una cultura pragmatica come quella americana l'idea della moratoria ha avuto dei risultati importantissimi, perché vi sono stati numerosi stati che hanno introdotto una moratoria e magari per questa via poi sono arrivati appunto anche all'abolizione. Per dire un po' come poi anche rispetto alle argomentazioni, negli Stati Uniti si sta molto facendo ricorso anche agli aspetti economici dei costi dei processi capitali, che avendo molte garanzie in più rispetto a procedimenti che si concludono con altri tipi di sanzioni, hanno meno garanzie, costano di meno, e in un momento di crisi anche l'aspetto economico-finanziario dei costi del sistema capitale americano pesa e può portare anche ad una revisione della convinzione di parte dei cittadini americani a favore dell'abolizione della pena di morte. Per dire che insomma le vie dell'abolizione possiamo dire che sono infinite, sono molteplici. Credo che come abolizionisti le dobbiamo
percorrere tutte. Vorrei anche dire che nella riflessione che come radicali abbiamo condotto su questo tema, forse i tempi sono tali per cui, più che considerare l'abolizione della pena di morte come un corollario, una conseguenza del diritto alla vita, io credo che si possa anche parlare di un diritto dell'individuo a non essere ucciso per mano dello Stato, o comunque, appunto ispirandosi al nessuno tocchi Caino, un diritto dell'individuo all'intangibilità della propria dignità rispetto al potere dello Stato, quindi un diritto umano a sé stante. E essendo in un consesso accademico, io penso che su questi temi ci sia uno spazio enorme di riflessione. È affascinante in fondo pensare a quella che fu, possiamo dire, un'intuizione ancora secoli or sono da parte di Beccaria, quando in quell'epoca ebbe, come dire, la forza intellettuale di dire no alla pena di morte, a parlare di una pena che avesse un fine riabilitativo e non meramente retributivo, e sono considerazioni, possiamo dire intuizioni filosofiche, che oggi trovano conferma anche da parte della scienza. Ho partecipato recentemente ad una conferenza promossa dal professor Veronesi che appunto dimostrava come le neuroscienze oggi spiegano come l'uomo della pena sia un uomo, l'uomo del reato sia un uomo diverso dall'uomo della pena, e di conseguenza come l'evoluzione proprio della mente umana di per sé confligga con una concezione della pena meramente retributiva, e questo ci deve portare oltre che a riflettere sulla pena di morte, credo anche ad una riflessione sull'ergastolo, che è anch'essa una parola fine messa non alla esistenza fisica di un individuo, ma alla sua esistenza civile, una riflessione necessaria, seppur difficilissima, in un paese come il nostro, che magari è stato protagonista di questa straordinaria battaglia contro la pena di morte nel mondo, ma che vede al proprio interno, per la condizione di illegalità in cui versa l'amministrazione della giustizia, ma soprattutto quell'appendice che è la comunità carceraria, magari non abbiamo la pena di morte, ma per le condizioni disumane in cui i detenuti vivono nelle carceri del nostro paese, posso dire che esiste la pena fino alla morte. Quindi è una battaglia indubbiamente necessaria, ancora nel nostro paese, difficile, ma alla quale non ci possiamo assolutamente sottrarre. Grazie. Grazie onorevole Zamparutti. Subito la rappresentante di Amnesty Tina Marinari. Grazie. Amnesty International Amnesty International si oppone alla pena di morte dal 1977, quando ha partecipato per la prima volta alla conferenza internazionale contro la pena di morte. Nel 1977 erano solo 16 i paesi abolizionisti e il percorso verso l'abolizione sembrava un lavoro lunghissimo. Oggi siamo arrivati a 2/3 dei paesi abolizionisti, ovvero abbiamo 140 stati che hanno abolito la pena di morte per legge o di fatto, e abbiamo solo 58 paesi mantenitori. Questo è sicuramente un segnale positivo e soprattutto è un'accelerazione che abbiamo verificato a partire dagli anni 90 in poi. Dal 1990 sono 56 i paesi che hanno abolito la pena di morte per tutti i reati.
È stata un'accelerazione dovuta al lavoro della società civile, delle organizzazioni non governative, delle associazioni, ma anche degli organi e degli istituti internazionali, della Commissione dei diritti umani, il lavoro delle risoluzioni e il lavoro nell'ambito dell'Assemblea Generale, con il voto delle risoluzioni della moratoria contro la pena di morte che ci sono state nel 2007, nel 2008 e nel 2010. Risoluzioni che, come è stato detto, non hanno potere vincolante, ma hanno sicuramente un potere politico, morale, di condizionare i paesi, di spingere i paesi verso la giusta strada. Amnesty International da sempre condanna la pena di morte come un atto crudele, disumano e degradante. È un atto ormai superato sia nella legge che nella pratica. La pena di morte, come è già stato detto più volte a questa tavola, viola il diritto alla vita, ma soprattutto è irrevocabile e può essere inflitta ad innocenti. Vorrei spendere un minuto per parlare appunto del rischio di mettere a morte degli innocenti, che è un rischio che si lega indissolubilmente alla pena di morte. Solo negli Stati Uniti 130 persone presenti nel braccio della morte sono state liberate dopo la fine dei processi, grazie ad indagini che sono state compiute dopo la fine dei processi, e tantissimi casi sono stati registrati di persone messe a morte sebbene che sono state poi riconosciute innocenti dopo l'esecuzione. Questo è un rischio enorme che nessuno si può permettere. E vorrei fare un esempio, fare un nome, quello di Troy Davis. È un caso sul quale Amnesty International ha lavorato tanto, anche con le associazioni presenti a questo tavolo. Troy Davis era un afroamericano che è stato messo a morte il 21 settembre 2011. Ha trascorso 20 anni nel braccio della morte, condannato per l'omicidio di un poliziotto bianco in una cittadina della Georgia. È stato accusato e condannato a morte sebbene non sia mai stata trovata una sola prova fisica che associasse Troy Davis all'omicidio, sebbene non sia mai stata trovata l'arma del delitto. Nonostante la pressione internazionale della nostra associazione, delle altre associazioni, della comunità civile, addirittura anche il Vaticano aveva fatto un appello il giorno prima della messa a morte di Troy Davis affinché la mano del boia fosse fermata. Ma tutto questo non è servito a niente, non è servito a fermare la mano dell'odio, della violenza, della vendetta. Sebbene, come è stato già detto a questo tavolo, la condanna a morte non migliora lo status delle famiglie vittime, non aiuta a superare il dolore, non aiuta certo, la vendetta non guarisce nulla. Vorrei sottolineare i passi, visto che parliamo qui di abolizione, i passi avanti che sono stati compiuti appunto negli ultimi anni, dal 1990 in poi. Non solo sono aumentati i paesi abolizionisti di fatto o di legge, ma sono anche aumentate le garanzie delle salvaguardie dei diritti dei detenuti. È un aspetto che ci terrei a sottolineare, cioè non parliamo solo di pena di morte, ma vorrei parlare anche di quello che succede prima ai detenuti. Ci sono detenuti che passano una vita intera in carcere in attesa dell'esecuzione. Questo trattamento viene considerato un trattamento crudele, disumano, che richiama alla tortura vera e propria. Vorrei raccontarvi il caso di Shida Tomitsu. È un giapponese che ha compiuto 86 anni nel dicembre 2007 in carcere. È un uomo che ha passato 32 anni della sua vita nel braccio della morte giapponese. Ha passato 32 anni in attesa dell'appello, in attesa di giudizio, in attesa della messa a morte. Ha passato questi 32 anni senza cure mediche necessarie, tanto è vero che oggi è diventato cieco, ma nonostante questo ha ancora la forza di chiedere un nuovo appello, un nuovo ricorso. Mi piace raccontarvi questi casi perché parlare delle persone che vivono la pena di morte in tutti i suoi aspetti rende ancora più vicino a noi, più realistico il problema della pena di morte. Soprattutto in paesi come il Giappone, che è un paese del G8, un paese che può essere considerato all'avanguardia, eppure è un paese in cui la pena di morte viene ancora circondata da un alone di mistero.
La pena di morte viene applicata esclusivamente per impiccagione, viene applicata in segreto in momenti in cui le Camere sono sciolte, in modo da poter evitare ogni tipo di dibattito pubblico o suscitare l'attenzione internazionale. E cosa ancora peggiore, le esecuzioni avvengono senza alcun tipo di preavviso per il detenuto e le famiglie e gli avvocati vengono solo informati dopo l'esecuzione. Tutti questi atteggiamenti da parte degli Stati vengono da noi considerati atteggiamenti, trattamenti disumani e degradanti che sono pari alla tortura. Abbiamo dati, documentazione che dimostrano che spesso i detenuti in paesi come l'Iran, l'Arabia Saudita, Yemen, le persone vengono torturate e costrette alla confessione anche per reati che appunto portano alla pena di morte, e su questo non riusciamo, nonostante i nostri sforzi, nonostante ci siano trattati internazionali, regionali, il trattato internazionale per i diritti politici, le carte regionali africane, la carta americana, la tortura non riesce ad essere arginata. Ma ci sono soprattutto 3 aspetti legati alla pena di morte che per noi vengono identificati ad un trattamento disumano e che sono pari alla tortura, e sono sicuramente le condizioni di detenzione dei detenuti nel braccio della morte. Spesso queste persone vengono detenute in ambienti piccolissimi, bui, con pochissima areazione, legati con braccia o piedi, quindi con pochissima libertà di movimento, hanno pochissimo accesso al cibo o agli scambi anche solo postali, agli incontri con i familiari, non hanno possibilità di esercizio fisico o di uscire dalla cella. Questo è inaccettabile. Altro aspetto veramente inquietante è l'angoscia che queste persone vivono. Come dicevo appunto prima, raccontavo l'esempio di Shadow Tomizzo. Non si possono trascorrere 72 anni nel braccio della morte senza sapere che cosa succederà di se stessi, quando accadrà, come accadrà. E terzo, un problema ancora più diffuso, tuttora ancora in Europa, è la segretezza legata alla pena di morte. Succede ancora oggi in Bielorussia, che è un paese vicino a noi, che fa parte dell'Europa. La pena di morte viene considerato un segreto di Stato. Non abbiamo notizie sicure, certe sui dati, sul numero delle esecuzioni, sulle persone presenti nel braccio della morte, e soprattutto non c'è nessuna possibilità per le famiglie per poter salutare, dare un estremo saluto alle persone che saranno messe a morte. E in Bielorussia non viene data la possibilità alle famiglie non solo di salutare i propri familiari prima dell'ultimo respiro, ma non gli viene neanche consegnato il corpo, né gli viene comunicato dove il proprio familiare sarà sotterrato. E questo per noi è un trattamento assolutamente disumano e crudele, non solo verso il detenuto e la persona condannata a morte, ma anche nei confronti di tutta la famiglia. Per parlare appunto della Bielorussia vorrei raccontarvi la storia di Andrei Zeuk. Il 19 marzo 2010 sua madre è andata in carcere come ogni mese a portare un pacco di frutta, di alimentari, visto che appunto il cibo destinato ai detenuti presenti nel braccio della morte è molto limitato. La signora viene accolta dai poliziotti e invitata a lasciare il carcere perché suo figlio insieme al suo compagno di cella sono stati trasferiti. Viene inoltre invitata a non presentarsi mai più in quel carcere perché appunto sono stati trasferiti e di attendere a casa la comunicazione delle autorità. Il 22 marzo, alcuni giorni dopo, la signora riceve una lettera dalle autorità della Bielorussia che gli comunica che il figlio e il compagno di cella sono stati messi a morte con un colpo di pistola alla nuca. Non solo, le viene appunto comunicato che non potrà né riavere il corpo del figlio né le sarà mai comunicato dove questo è stato sepolto. Nell'ottobre 2010 la signora ha deciso di fare causa al governo bielorusso proprio perché le è stato negato il diritto di praticare la propria religione, la possibilità di salutare il corpo, di professare appunto tutto quello che è legato alla sua religione. E non solo, ha sottolineato l'angoscia provocata al figlio
al nipote, perché un bambino di 8 anni continua a rimanere in silenzio davanti alla foto del padre, che non sa dove sia, che fine abbia fatto. Questo solo appunto per darvi degli esempi di che cosa succede a chi si trova nel braccio della morte. E noi come Amnesty abbiamo la missione, diciamo così, di combattere appunto non solo la pena di morte attraverso la lobby, la pressione, azioni di advocacy sui governi per l'abolizione della pena di morte, ma abbiamo anche la missione di stare vicino a queste persone che, trovandosi nel braccio della morte, si trovano spesso a dover affrontare condizioni terribili come appunto l'isolamento, la tortura, e continueremo a farlo fino a quando appunto la pena di morte non sarà totalmente abolita. Grazie Tina Marinari, ora il professor Fofani e l'università con il suo magistero che si schiera per certe cause. Grazie Presidente e un ringraziamento sentito al Centro Diritti Umani dell'Università di Padova e al collega Mascia per l'opportunità che viene qui offerta di intervenire in questa giornata internazionale dei diritti umani. In rappresentanza del collega amico Luis Arroyo Zapatero, Presidente della Société Internationale de Défense Sociale. Intervengo nella mia veste di penalista e di membro della rete Academics for Abolition. Cos'è Academics for Abolition? È una rete di studiosi di tutto il mondo che si è costituita nel dicembre del 2009 a Madrid in occasione del colloquio internazionale per l'abolizione universale della pena capitale, promosso dall'allora primo ministro spagnolo Rodríguez Zapatero, che si fece promotore dell'iniziativa delle Nazioni Unite per la costituzione della Commissione internazionale contro la pena di morte, che abbiamo il piacere di incontrare qui a Padova oggi. A questa rete di studiosi per l'abolizione della pena capitale partecipano 4 grandi associazioni scientifiche che riuniscono penalisti e criminologi di tutto il mondo. La Società Internazionale di Difesa Sociale, costituitasi nel 1949 sotto la parola d'ordine di una politica criminale umanista, e poi l'Associazione Internazionale di Diritto Penale, risalente ancora al XIX secolo, la più importante del nostro settore, la Fondazione Internazionale Penale Penitenziaria, che nacque come organo della Società delle Nazioni, e infine la Società Internazionale di Criminologia. A questa rete partecipano inoltre 25 istituti universitari di ricerca di tutto il mondo, che non posso qui menzionare per ragioni di tempo. E questa rete Academics for Abolition ha già cominciato a dare significativi frutti in termini di sensibilizzazione e mobilitazione del mondo accademico, prima ancora di costituirsi formalmente. Ricordo che su iniziativa della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, dell'Università Nazionale Autonoma del Messico e dell'Università di Istanbul si è promosso un manifesto per l'abolizione universale della pena di morte proposto alla firma di tutte le facoltà di giurisprudenza del mondo e già sottoscritto da centinaia di colleghi. Vi vorrei leggere, è molto breve, il testo promosso dalla Facoltà di Bologna in lingua italiana, che è stato rapidamente sottoscritto pressoché da tutti i penalisti e processual penalisti d'Italia. Noi sottoscritti, professori di diritto penale e di procedura penale, nel 5° centenario dell'istituzione presso l'Università di Bologna del primo insegnamento di ius criminale, desideriamo esprimere con profonda convinzione un messaggio di ferma condanna della pena di morte. Avvertiamo la necessità di ribadire il nostro impegno a favore di un diritto penale fondato sul rispetto dei diritti umani e della dignità della persona. Riteniamo la pena capitale priva di qualsivoglia fondamento giustificativo, sia esso di ordine morale, ideologico o utilitaristico, ed affermiamo con decisione che mai l'intervento penale può consistere nella soppressione della vita umana, neppure di fronte a crimini di assoluta gravità o in nome di estreme esigenze di difesa sociale. Rigettiamo l'idea di una pena finalizzata all'annientamento del condannato,
alla negazione dell'umanità del reo, all'irreversibile privazione del bene fondamentale della vita. Nel denunciare la contrarietà della pena di morte ai fondamentali principi di umanità e di civiltà giuridica, esprimiamo la convinzione che il ripudio della pena capitale debba consolidarsi quale principio cardine della giustizia penale internazionale. Auspichiamo che la diffusione del messaggio contro la pena di morte all'interno della comunità internazionale giunga a sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni dei paesi in cui ancora vige la pena capitale, allo scopo di creare condizioni politiche favorevoli per la sua estromissione dai sistemi di giustizia penale. In qualità di docenti universitari riconosciamo negli obiettivi di tutela dei diritti fondamentali, di salvaguardia del valore della persona e di umanizzazione della pena gli irrinunciabili principi ispiratori della nostra attività di ricerca e del nostro impegno didattico all'interno dell'università. Su queste basi rivolgiamo il nostro appello a favore di un irrevocabile ripudio della pena capitale. Bologna, gennaio 2009. Ecco, l'ora è tarda e mi limito solo a pochi e rapidissimi appunti di commento. La pena di morte ha dietro di sé secoli e secoli di storia, ma ha davanti a sé un futuro molto breve, perlomeno se misurato con i pesi e le misure della storia con la S maiuscola. Hanno detto già diversi prima di me in questa tavola rotonda che ormai solo 20-25 paesi mantengono nel proprio ordinamento giuridico la pena capitale, anche se non possiamo ignorarlo. La pena di morte si mantiene in alcuni dei più grandi e importanti stati del pianeta, dagli Stati Uniti d'America alla Russia, alla Cina, al Giappone, eccetera. Paesi nei quali questa pena è profondamente radicata, purtroppo, utilizzata come strumento di difesa della società contro il crimine e supportata anche da un diffuso consenso sociale. Questa è la strada ancora da fare, ma dall'altra parte abbiamo il bicchiere mezzo pieno, e vorrei sottolinearlo, l'Europa. L'Europa, con la sua storia tragica della prima metà del XX secolo, ha raggiunto un traguardo straordinario, impensabile sino a poche decine di anni or sono. La pena di morte è scomparsa, non solo. Il ripudio della pena di morte è divenuto un fondamento culturale e ideale dell'Unione Europea. Un elemento ormai fondativo e, come ricordava il Presidente Amato poco fa, è oggi un requisito formale per l'ingresso di un nuovo membro nell'Unione Europea. E ricordo un esempio concreto, la Turchia, pochi anni or sono, approdata dapprima ad una moratoria della pena capitale, con il caso Calan, lo ricorderete, e poi all'abolizione completa della pena di morte con il nuovo codice penale del 2005. E ciò avvenne proprio sotto la spinta politica fondamentale della volontà, che in quegli anni era molto ferma da parte delle autorità politiche turche, oggi non è più così, ma allora era così, la volontà di entrare nell'Unione Europea. E dunque l'Unione Europea che si è tradotta come un fattore di promozione attiva di una cultura giuridica antitetica alla pena di morte. Credo che questo sia un elemento che valga la pena di essere sottolineato in questo contesto. La pena di morte non appartiene più in questo continente al lessico dei penalisti e allo strumentario dei legislatori. I penalisti firmano appelli contro la pena di morte, l'abbiamo visto, ma è significativo che oggi della pena di morte non si parli più in realtà nell'ambito del diritto penale e delle politiche penali, ma nel contesto piuttosto dei diritti umani fondamentali, come oggi. Pena di morte viene accostata alla tortura e ai trattamenti inumani e degradanti come reperto di una inciviltà giuridica che noi oggi ripudiamo. E su questo caposaldo dovranno necessariamente costruirsi le future politiche penali europee. E parlo di politiche penali europee perché con il progetto di Costituzione per l'Europa, prematuramente abortito sotto la spinta dei referendum popolari in Francia e nei Paesi Bassi, e poi con il Trattato di Lisbona del 2008, abbiamo finalmente, ed è una novità storica lungamente attesa,
un potere penale dell'Unione Europea. Un potere penale, un potere di armonizzazione, per meglio dire, per essere più precisi, un potere di armonizzazione del diritto penale degli Stati membri. L'articolo 82 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea prevede oggi che il Parlamento europeo ed il Consiglio, tramite direttive, possano dettare regole minime per la descrizione delle norme penali e delle sanzioni in molti importanti settori della politica criminale, a partire dal terrorismo, dalla criminalità organizzata, eccetera. Si tratta di materie nelle quali abbiamo in Europa differenze ancora molto ampie e profonde sul piano delle norme incriminatrici, così come e soprattutto sul piano delle politiche sanzionatorie. Pensiamo solo alle differenze radicali fra il diritto penale mite degli ordinamenti scandinavi e invece il diritto penale fondato ancora su molto carcere, su pene detentive molto lunghe, caratteristico dei paesi latini dell'Europa meridionale, l'ergastolo qui da noi in Italia o pene detentive di 40 anni come in Spagna. Pensiamo a fare un esempio recente al caso Breivik in Norvegia, le porte dell'Unione Europea, ma in Svezia o in Finlandia sarebbe accaduto lo stesso. È stata comminata una pena detentiva che a noi appare assai mite, di 21 anni di reclusione per il massacro di Oslo di 2 anni fa, quando in Italia certamente un crimine di questa natura avrebbe ricevuto una condanna all'ergastolo. Dunque ci sono ancora oggi in Europa differenze assai profonde sul piano delle sanzioni penali, delle politiche criminali, ma c'è, e dobbiamo sottolinearlo oggi, un minimo comune denominatore ormai veramente radicato e fondamentale, il ripudio della pena di morte, in sede politica come nella società civile, e da questo caposaldo dobbiamo partire e speriamo che da questo caposaldo non si debba più tornare indietro. Questo per quanto riguarda l'Europa, e per concludere un brevissimo cenno all'evoluzione del diritto penale internazionale. Il diritto penale internazionale moderno nasce con Norimberga, con i processi contro i crimini e i criminali del regime nazista, che si conclusero, come era forse inevitabile in quegli anni immediatamente successivi alla tragedia della Seconda Guerra Mondiale, con numerose condanne a pena capitale, che vennero nella maggior parte dei casi effettivamente eseguite. Oggi l'evoluzione del diritto penale internazionale ha portato alla grande novità storica della istituzione della Corte Penale Internazionale. Lo Statuto di Roma prevede le più gravi forme di macrocriminalità su scala regionale e mondiale, genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità. E è fondamentale che per questi crimini lo Statuto di Roma ed i paesi che lo hanno sottoscritto non prevedano, anzi espressamente respingano, a poco più di mezzo secolo da Norimberga, l'applicazione della pena di morte. E dunque credo, sulla base di queste straordinarie novità storiche e pure nella consapevolezza che tanta strada vi è ancora da percorrere, credo che possiamo in questa sede esprimere, almeno su questo snodo cruciale della moderna civiltà giuridico-penale, una sommessa parola di ottimismo per l'oggi e soprattutto per gli anni a venire. Grazie. Ringraziamo anche il professor Fofani. Ora ci sono 2 interventi molto mirati che vorrebbero suonare come stimolazioni ancora più ravvicinate per i vostri interventi. Sono gli interventi di Assunto Vivò, che è l'attivissima segretaria generale della Commissione internazionale, e di Manuel Manonelles, che è il direttore della Fondazione Cultura di Pace a Barcellona. Vorrei dire una parola per Manuel Manonelles. È stato allievo del Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione qualche anno fa. Sono stato io il supervisore della sua tesi di Master, quindi sono molto orgoglioso di averlo qui. Ringrazio sia
la Vivò sia Manonelles per la collaborazione che hanno dato per la preparazione, per l'organizzazione di questa giornata. Quindi la parola subito a Assunta Vivò. Grazie. First of all, it's a great honor to be here with all of you on the Human Rights Day and also on the occasion of the 30th anniversary of the Human Rights Department in this University of Padua. I will try to complement very briefly the statements of the distinguished commissioners that I work for at the International Commission Against the Death Penalty, and also taking into consideration the time, now it's nearly 5:30, and in line with the topic of the discussion, which is current situation of the death penalty and challenges ahead. And also as a way of wrap up, I would like to say the following. The move towards abolition of the death penalty is no longer a concern of a few states. Today, after 60 years of the adoption of the Universal Declaration on Human Rights, the trend towards abolition of the death penalty is clear. There are, according to United Nations, more than 150 countries around the world that they have abolished the death penalty in law or they no longer use it. Opposition of the death penalty is not exclusively to any race, country, religion, or ethnicity. Opposition of the death penalty is a concern of all of us. In line with the global trend towards abolition of the death penalty, which is 2/3 of the world today no longer use the death penalty, recently the General Assembly has adopted, now it's going to be the 4th resolution on moratorium on the use of the death penalty. I would like to say that the number of countries that they use the death penalty is fewer every day. In 2011, only 21 countries in the world make use of the death penalty. In 2010, 23, so there is a change there. Most of the executions, as we have heard, they are carried out in Iran, Iraq, United States, Saudi Arabia, and China. And China tops the region where the executions take place. So where are we in the world? Europe, as we have heard, is nearly free of executions. Only Belarus still executes. Central Asia, most of the countries, they have abolished the death penalty in law or for ordinary crimes, and only Tajikistan has a moratorium on the sentences and executions since 2004, and is progressively going towards abolition of the death penalty. The continent of Africa is largely free of executions. Regularly, only 3 or 4 countries in Africa execute. We recently heard that Southern Sudan just supported the resolution at the 3rd Committee on moratorium on executions. It's a progress. In the United States, the number of executions declined. Last year, in 2011, there were only 43 executions, and there were only 78 death sentences, when a few years ago the number of death sentences were 280. In Latin America, the only countries that still have the death penalty, they are Guatemala, Guyana, and Belize. In the English-speaking Caribbean, there has been a hiatus. There have been no executions since 2000, when Bahamas executed. So we have a positive trend towards abolition of the death penalty, but still we have to be careful. Afghanistan just executed 16 prisoners on death row. India just resumed executions. The last execution in India took place in 2004. Pakistan also resumed executions. The last execution in Pakistan took place in 2008.
In Japan, in 2011, there were no executions. In 2012, Japan executed 12 prisoners. So we have to work all together towards abolition of the death penalty. On the other side, there have been some progress. Benin and Mongolia, they are working towards ratification of the second optional protocol. As we heard as well, there has been the fourth resolution at the General Assembly, which is going to be adopted in December, and at the third committee, 110 countries supported the resolution, 39 said no, and 36 abstained. So there is a huge progress there. I'm here to represent to work with the commissioners with a new organization called the International Commission Against Death Penalty. The International Commission was set up in 2010 by the Spanish government, as we heard this morning. It's composed of 14 commissioners that represent all the regions in the world. We have here Giuliano Amato, our president, and as well Ruth Dreyfus. So the work of the Commission is to complement, to support the work that has been done throughout the years by IGOs, NGOs, and other actors. And as a challenge that we have for next year, taking into consideration what we have said about the worldwide trend towards abolition of the death penalty, we will be working on Africa. As we said, Africa, there are not executing regularly, so we will focus there to see if we can push Africa to become an execution-free continent. We will also work on the Great Caribbean to establish dialogue with the countries there and to see if we can push the region forward. And finally, we will work as well in Asia and Central Asia. In Asia, we had good developments. Indonesia abstained during the third committee discussion. And in Myanmar, there is a political change and there is an openness there that the International Commission would like to push forward. So that's where we are at the moment, and I thank you very much for your attention. Chiedo a Manuel di attendere un istante, il professor Amato deve lasciarci ora. Io lo ringrazio vivamente e di cuore per aver trovato il tempo di essere qui con noi. Ora ci dà un'ulteriore porzione di magistero. Soltanto 3 rapidissime cose, ringraziando i colleghi della Commissione, a partire dal suo Presidente che sono qui, e il professor Papisca, a cui i diritti umani devono molto, non solo il fatto che il centro di Padova, da lui costituito, ne è diventato parte. Io vi volevo sottolineare una cosa, alla quale già avevo accennato. L'importante quando cerchiamo di convincere altri è che non ci siano tracce di diseguaglianza tra di noi. Purtroppo le abbiamo dimostrate e vi spiego in relazione a che cosa. È stato detto più o meno da tutti noi che abbiamo scelto la strada della moratoria e non della abolizione quando c'è stata la prima mossa sulle Nazioni Unite, perché ci si era convinti che via abolizione non si passava. Abbiamo ritenuto una cosa meritoria aver conseguito la moratoria, pur ritenendo noi che in linea di principio non di moratoria si dovrebbe trattare, ma di abolizione. Ebbene, qualche anno fa un professore europeo musulmano, nipote di chi fondò la fratellanza musulmana in Egitto, cioè il professor Tariq Ramadan,
ritenne di proporre che ci fosse una moratoria nella lapidazione delle donne praticata in alcuni stati islamici, una forma di pena di morte tra le più atroci che esistano, anche perché comminata per un reato non particolarmente grave come l'adulterio, e c'è stato un ostracismo critico in tutto l'Occidente verso di lui, tant'è vero che fu una delle ragioni utilizzate per negargli il visto negli Stati Uniti. Questo fu molto ingiusto da parte nostra. Lui motivò questa sua proposta perché c'era chi riteneva che fosse scritto nel Corano che la donna può essere lapidata e che era necessario che i dottori studiassero il tema e che nel frattempo era giusta la moratoria. Noi ritenemmo che lui avesse fatto molto meno di quello che doveva fare. Abbiamo applicato doppi standard. Per noi la moratoria andava bene, per Tariq Ramadan no. Questo a mio avviso non deve accadere. La seconda cosa che vi volevo dire è che l'occasione, visto che siamo qua, è buona perché vengano cancellate almeno in diritto le sentenze di condanna a morte di cui furono vittima soldati e sottufficiali della Prima Guerra Mondiale, di cui ci accingiamo a ricordare il 100° anniversario, perché si rifiutarono di obbedire ad ordini che, letti oggi, appaiono criminali dei loro ufficiali. Vennero passati per le armi dopo processi sommari. In alcuni paesi, in Francia, c'è stato già un movimento volto a cancellare quelle sentenze e quindi a restituire 100 anni dopo l'onore a questi soldati che sono rimasti alla storia come traditori della patria. Sarebbe bello che anche in Italia una cosa simile accadesse. Infine vorrei sperare che alcuni di voi giovani prendano sul serio questa causa, in modo che nel 2048, come la nostra Commissione prevede, 100 anni dopo la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, si possa celebrare qui la scomparsa della pena di morte. Io godo di ottima salute, però dubito di riuscire ad essere qui con voi nel 2048. È un po' troppo per la mia età attuale, ma sarei contento se sapessi che quel giorno qui sarà celebrata l'abolizione della pena di morte. Vi saluto tutti. Questa. Mi sembra che sia un mandato molto importante, quello che ci è stato così suggerito dal professore Amato. E ora Manuel Manonelli. Grazie. Io solamente volevo fare 3 argomenti, così per aiutare anche un po' il dibattito, anche se si è detto tante cose questa mattina, si hanno detto tante cose questo pomeriggio che non è facile. Ma io credo che, primo, la situazione della pena di morte nel mondo e l'evoluzione della campagna contro la pena di morte è per tutti noi una chiamata e un appello all'ottimismo. E con quello che accade in Europa bisogna avere di appelli e di chiamate all'ottimismo. Credo che
casi come l'abolizione della pena di morte nel caso della Ruanda e Burundi è anche di un grande forza simbolica per tutti noi, questi paesi che hanno avuto il genocidio 10 anni fa, qualche anno di più, hanno avuto questa capacità di fare l'abolizione della pena di morte. Quindi, come si è detto questa mattina qui in questa sala, sotto l'ispirazione di Galileo, yes we can. Quindi tutti noi dobbiamo lavorare in questa situazione di ottimismo che è così necessaria. Secondo argomento, e anche un po' lo ha detto già Mario Marazziti prima, la lotta contro la pena di morte è un fine, ma non è la fine. La lotta contro la pena di morte, questa battaglia, è la base per la lotta per la dignità umana, per il paradigma dei diritti umani che desde Padova da 30 anni che si difendono e si lavorano in Padova. Per me questa battaglia è anche un primo passo per reclamare e domandare il ritorno di tutti quei diritti civili che si hanno costretto, che sono disparuti non solamente in Europa ma in tutto il mondo dopo gli attentati del 9 settembre 2011 a New York. Si tratta di reclamare il ritorno di tutte quelle politiche di riduzione di diritti che hanno cominciato con la Patriot Act di Bush, figlio. È importante, questo è importante saperlo. Bush è andato via, ma la sua eredità è ancora con noi. È con noi da tutte quelle leggi, quei decreti amministrativi, etici che si hanno fatto dopo il 9 di settembre del 2001, ma che ancora oggi sono tutti a livello legale. Quindi tutti noi da questa parte, ma dall'altra parte della sala, soprattutto dalla vostra parte della sala, bisogna stare molto coinvolti in questa lotta, perché prima, non lo so, vinceremo con la moratoria globale, dopo con l'abolizione, ma dopo bisogna e allo stesso tempo lavorare con tutti gli altri elementi di diritti umani, dall'esecuzione stragiudiziaria che si hanno commentato già e Amato faceva una referenza, da altri temi dei diritti civili, incluso la violenza del genere e anche tutto quello che ha relazione ai diritti sociali e economici che oggi in Europa sono in una situazione così triste. E finalmente il terzo argomento, che è un argomento più dal punto di vista della scienza sociale, di processi istituzionali ma anche di processi sociali. Io credo che la campagna contro la pena di morte è un buon esempio, anche si potrebbe dire che è il paradigma di come si devono fare le cose. È un esempio chiaro di un partenariato tra la società civile, tra gli stati e i governi, e non solamente gli stati e i governi, ma tutti i livelli di governanza multilivello. Qui c'è un ruolo molto speciale che sta facendo il mondo della città e le città stanno contribuendo a livello globale, quindi credo questo è un molto buon esempio. Allora abbiamo la società civile in partenariato con gli stati e diversi livelli di governabilità. Abbiamo una leadership, e questa è la Commissione, è una leadership che è coinvolta con questa volontà, e c'è l'Accademia è così importante anche per questo processo. Quindi dal punto di vista anche di processo io credo che quello che si sta facendo con la campagna contro la pena di morte è un paradigma di lavoro da tutti noi, e anche un paradigma perché ha un ruolo centrale in questa campagna, ha dato un ruolo centrale al sistema delle Nazioni Unite, perché ci parliamo del tema globale, e non solamente al sistema delle Nazioni Unite ma al ruolo dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che oggi con tutte le sue mancanze è ancora l'istituzione globale più legittima. Allora, è una questione, come detto, di 3 argomenti: una chiamata all'ottimismo, una lotta che è un fine ma non il fine, e un processo da studiare e da ripetere in tante altre cause che gestione. Questo è il cammino, this is the way. Grazie. Grazie Emanuele.